Va ora in onda Sic et Non. Ripartiamo dal buonsenso contro il politicamente corretto di oggi con Marco Tognini. Bene, cari amici, buongiorno a tutti. Open Your Eyes è la sigla di oggi, Sic et Non, la nostra trasmissione. Grazie a tutti gli amici di Radio Libertà che mi danno la possibilità, insomma, di avere questo spazio e di parlare in diretta con voi. Ricordatevi 02 9294 7222 oppure su WhatsApp 340 670 9659 per intervenire, per dibattere, per proporre. Perché Sic et Non? Beh, intanto perché è un titolo abbastanza breve da essere ricordato. Si ispira a questa opera medievale famosa di Pietro Abelardo, che si opponeva alle interpretazioni dogmatiche, letterali, insomma, della scrittura. Che cosa vogliamo fare? Ovviamente, nel tempo che ci viene dato, ovviamente quello di mettere le argomentazioni a confronto e, come diceva anche il nostro jingle, ringrazio veramente anche tutti in regia, di usare il buon senso. Oggi riteniamo che al di là di tutto e di tutti, per evitare insomma l'indottrinamento sempre più frequente, è necessario respingere il pensiero unico dominante, la cultura woke, che uccide le nostre radici storiche e privilegia delle costruzioni davvero artificiose rispetto a quella che è la realtà nostra, la realtà di natura, quella a cui appunto vorremmo ispirarci. Nel nostro piccolo faremo i fact checker dei fact checker, anche perché chi oggi ha dimostrato di essere propagandista e veramente poco giornalista, è giusto che trovi comunque una risposta. Ecco, rimettiamo le cose in ordine parlando di attualità, di politica, di Europa, di economia, di costume, andando un po' a sfruculiare in quelle che sono le notizie della settimana. Bene, facciamola breve. Prima tesi che vogliamo smontare è quella del PIL. C'è stato un bellissimo articolo sulla Verità di qualche giorno fa. Leggo il titolo, che è abbastanza diciamo chiaro. Il nostro PIL non lo tirano i migranti, l'accoglienza in realtà fa bene solo a Berlino. Uno studio BCE dimostra che da noi il peso degli stranieri nell'economia è inferiore a quello degli italiani. In Germania però avviene il contrario, quindi salvano la Germania. Le politiche per i profughi dell'UE, come sempre, convengono ai tedeschi. Insomma, i tedeschi la fanno da padrone e se diciamo qualcosa viene fatto in sede europea, come insomma mi è capitato anche per esperienza personale di vita, ho visto insomma diverse situazioni a Bruxelles, i tedeschi sono in grado sempre di farla da padrone. Comunque molto interessante, secondo le elaborazioni della Fondazione Leone Moressa, che si occupa spesso e volentieri di migrazione, tra l'altro una fondazione indipendente, in riferimento ai dati della Banca d'Italia, nel 2024 sono usciti dal paese circa 8,3 miliardi in rimesse ufficiali, quindi sono soldi prodotti o pagati in stipendi comunque nel nostro paese, che vanno sulle rimesse poi degli immigrati a creare economia altrove. Ma non è finita qui. Aggiungendo anche i flussi cosiddetti invisibili, quelli comunque difficili da tracciare ma stimabili, si arriva a una forbice che va dai 9,5 ai 12 miliardi. Sono soldi guadagnati in Italia ma spediti appunto altrove. Alcuni esempi: in Bangladesh 1,4 miliardi, il 17% del totale, in Pakistan, in Marocco e, con sorpresa, anche in Georgia, dove vive appena una manciata di connazionali. In pratica, non solo gli immigrati non sono stati protagonisti della crescita post-Covid, ma una fetta significativa del reddito che producono qui nel nostro paese viene trasferita all'estero, sottraendo risorse al circuito economico nazionale. Altro che arricchimento dell'Italia. Ecco, quindi già il primo punto che potremmo portare ad esempio del nostro pensiero unico un po' da sfatare. Una notizia interessante proprio di oggi: Ambiente Francia stoppa le ZTL, le ali estreme festeggiano. Sembra un paradosso,
ma sia la destra di Marine Le Pen che la sinistra radicale di Mélenchon festeggiano insieme per una storica vittoria culturale contro l'ambientalismo punitivo, come ha detto anche il deputato del Rassemblement National Pierre Merin. Anche perché la destra gollista e i centristi del premier Bayrou e dell'ex premier Edouard hanno votato contro le ZFE, le zone a deboli emissioni, che sono nient'altro che l'equivalente delle italiane ZTL, e che erano diventate una specie di totem della sinistra socialista dei macronisti usciti sconfitti. Come riporta anche il Corriere della Sera, l'Assemblea nazionale francese ha fatto passare l'emendamento che frena l'applicazione in tutta la Francia delle zone a traffico limitato. Una clamorosa marcia indietro dopo anni, evidentemente, di provvedimenti in favore dell'ambiente o di un certo tipo di ambientalismo, direi io, e volti a limitare l'uso dell'automobile. Andiamo avanti, c'è un po' di gossip, quindi ne parliamo volentieri. Oggi la Verità ha messo l'accento sul fatto che l'ex premier, banchiere centrale Mario Draghi, sarebbe stato avvistato per ben 3 volte al Quirinale, tra maggio e giugno, sempre di sera, in visite più o meno segrete per evitare i riflettori. L'articolo è di Francesco Bonazzi. Che cosa si sta preparando? Si sta preparando il futuro per il Colle, ancora una volta. C'era un articolo del Foglio che ipotizzava un legame particolare tra Mattarella, Draghi ed Enrico Letta, insomma, per far pesare le decisioni europee anche nei confronti di un governo come il nostro, sovranista. Si parla anche di spaccature. Il vero obiettivo, suggerisce Bonazzi, è il Quirinale. Insomma, la sinistra e alcune cancellerie straniere temono un presidente sovranista nel 2029. Draghi, che all'epoca avrà 81 anni, evidentemente resta una pedina da spendere in questa scacchiera. Staremo a vedere. Vedo che abbiamo una telefonata, facciamola passare, grazie. Pronto, ciao, Buongiorno, chi sei? Pronto? Prego, buongiorno. Buongiorno signor Tonini. Allora, io sono Lisetta. Volevo parlare della guerra, il diritto del più forte, signor Tonini. Sì, Non si può fare a meno di parlare. Sono pieni i giornali, sono piene le televisioni. Allora, su quello che penso io, su quale china, signor Tonini, ci siamo avviati? E ci metto un bel punto di domanda. È indubbio che le guerre ci sono sempre state e che cosa? L'essere umano ha da sempre perseguito i propri interessi, ma almeno nel mondo occidentale la sua natura prevaricatrice, dico io, e la ricerca ossessiva del potere è stata bilanciata e temperata dai fondamenti stessi della nostra cultura. Allora, le cui radici affondano nel mondo greco-romano e poi nel Rinascimento e nell'Illuminismo. Scusate. E poi aggiungo, la mia preoccupazione, signor Tonini, è che il mondo occidentale abbia rinnegato le proprie radici culturali e che un equilibrio si sia aspettato. Forse ho la visione offuscata, anzi lo spero proprio, ma la mia netta sensazione, signor Tonini, è che la nostra società si stia piegando e adattando al diritto del più forte o anzi del più ricco. Il sistema che abbiamo creato possiede gli anticorpi necessari, secondo me, per guarire se stesso, oppure la strada imboccata è una via a senso unico? Vorrei non essere pessimista, ma ciò che osservo e che ascolto ogni giorno suscita in me sorpresa e preoccupazione. Io la saluto e buona giornata anche a lei. grazie per questo contributo. Vi ricordo che per chiamare potete fare lo 02 9294 7222 oppure mandare direttamente un messaggio su WhatsApp al 340 670 9659. Beh, la Realpolitik mai come al giorno d'oggi è stata applicata e direi declinata. È evidente che poi, al di là del fatto che ci sia chi predica molta democrazia, poi diciamo l'applicazione è sempre molto utilitaristica da parte di tanti governi, assolutamente non puntiamo il dito solo su uno, perché veramente
oggi è molto difficile. Su questo discorso legato anche all'Iran, alla guerra, eccetera, vorrei richiamare anche l'articolo sul nostro sito del nostro direttore responsabile Giovanni Sallusti, che dice alcune cose interessanti. Se mi permettete vi leggo alcune frasi velocissime. Giustamente ricorda: il popolo iraniano è il grande assente nel dibattito italiano, in tutto il caravanserraglio cosiddetto progressista, politico, mediatico, intellettuale. Non si soffermano neanche un secondo a ricordare che, al netto di tutte le critiche che possono, e dico io si devono, fare a Israele e a Netanyahu, sarebbe un bene per tutti che se ne andasse questo regime totalitario islamista che opprime la sua popolazione con ferocia bestiale. Io vi ricordo, nella mia esperienza appunto lavorativa di Bruxelles, vi posso dire che in Place Luxembourg almeno un paio di volte al mese manifestavano sempre i dissidenti iraniani. Quindi, cioè, non crediate che non ci sia comunque come dire, un movimento, un gruppo che comunque si riconosce in altri valori e che comunque non è compromesso anche con comunque l'autoritarismo del regime dello Shah. Cioè c'è una via nuova, vedremo se potrà essere praticata o meno. Un'altra telefonata la prendiamo subito. Pronto, ciao, chi sei, da dove chiami? Sì, pronto, ciao, io sono Fabrizio di Sabbio Chiese. Prego. Allora, per quanto riguarda la questione degli extracomunitari o dei lavoratori stranieri, che alla fine non è che ci danno un grande impulso al reddito, ti posso fare un sacco di esempi. Allora, io sono in una zona industriale dove tutti gli stranieri qui più o meno hanno un lavoro, lavorano e prendono gli stipendi come gli italiani. Non c'è nessuna differenza, non c'è nessuna discriminazione. Lavorano in aziende anche di media dimensione e pertanto lì sono anche sindacalizzati. Però quello che vedo io è questo: intanto hanno 3 o 4 figli per famiglia, pertanto lì gli assegni familiari arrivano go-go. Io so di paghe che superano i 2.500 euro di queste persone perché hanno a carico la moglie, 3 o 4 figli. Poi c'è un'altra cosa: quando fanno i ricongiungimenti familiari arrivano i genitori anziani, esatto. Poi arrivano gli zii, poi arrivano i cugini. Poi sono tutte persone che non hanno mai pagato le tasse nei contributi in Italia, però hanno la loro pensione sociale, che è una follia per un paese come il nostro. Poi te li ritrovi nei pronti soccorso, te li ritrovi dal medico, qualsiasi problema sanitario che hanno ce lo accogliamo noi, perché questi, quando hanno superato i 65 anni, sono a carico nostro. Allora, quello che voglio dire io è questo: è la grande contraddizione del sindacalismo e della sinistra italiana. Allora gli operai, gli artigiani e i lavoratori tirano la carretta e pagano le tasse, parlo degli italiani, e poi devono anche mantenere i servizi sociali agli stranieri, anche il welfare. Allora qui c'è un cortocircuito incredibile, perché c'è la spesa sociale, non riusciamo mai a capire quanto ci costano questi stranieri e quanto rendono. Però io ti posso assicurare che vanno all'asilo con i bambini e pagano la retta a metà. Se non arrivano a pagare la bolletta, va dentro negli oneri di sistema e gliela paghiamo noi. Allora questa qua è una buffonata. Noi è vero che abbiamo bisogno dei lavoratori stranieri, ma non ho capito perché abbiamo bisogno anche dei nonni, degli zii, dei bisnonni, tutti da mantenere. Ciao, ti saluto. Grazie davvero di questo intervento particolarmente accorato e ineccepibile, nel senso che racconta una realtà che specialmente, ripeto, noi in Lombardia vediamo, ma comunque è spalmata sul territorio nazionale. Quindi grazie davvero, perché ricordi una delle problematiche e soprattutto si ricorda l'ipocrisia di una certa sinistra che ormai da anni, insomma, si è piegata alle scelte di un certo capitale e che tace quando si parla di moderazione salariale, soprattutto in sede europea, salvo poi, insomma, creare come nel caso degli ultimi referendum, delle grandi occasioni propagandistiche che però sono assolutamente fuori tempo e comunque non legate a quella che è la vera battaglia, perché la vera battaglia oggi è evidentemente in sede europea. Andiamo avanti. Altra notizia che forse vi è sfuggita: voi sapete che questa settimana è in corso diciamo che termina tra poche ore,
è in corso la plenaria di Strasburgo. Ilaria Salis, ebbene, per ora è salva, è stato rinviato il voto sulla richiesta di revoca dell'immunità, quindi la commissione cosiddetta giuridica, la commissione giuridica si riunirà invece più avanti, e quindi lei mantiene in tutto e per tutto la propria immunità da europarlamentare, oltre che il proprio lautostipendio, e quindi ora che diciamo la commissione giuri, ora che poi verrà confermato il voto della commissione eventualmente dal Parlamento, da un voto plenario dell'Aula, eccetera, eccetera, dovrà passare ancora del tempo, per cui anche magari i membri dell'attuale maggioranza von der Leyen, che vanno dalla sinistra ai popolari, dovessero essere critici effettivamente, perché poi quello che viene contestato alla Salis è pesante, diciamo, sono motivazioni pesanti e comunque fanno riferimento a casi precedenti alla sua elezione, ebbene magari qualcuno comunque consente sottobanco a questo esponente dell'estrema sinistra di continuare a restare evidentemente in Parlamento europeo. Insomma, non è una notizia edificante, però facciamone tesoro e verifichiamo evidentemente come queste persone diventano dei modelli, possiamo dire, da un certo tipo di sinistra che ha bisogno di visibilità, ma lo stesso potremmo dire per Mimmo Lucano e per tanti altri. Dicevamo, smontiamo un po' le invenzioni del mondo woke e del pensiero unico. Un'altra invenzione, ne parla Sergio Giraldo sulla Verità non di oggi, ma se non sbaglio di un paio di giorni fa. Il Corriere, che cosa ha combinato il Corrierone? Spingere le elettriche con consulenti verdi e numeri di parte. Un articolo del Corriere della Sera firmato, pensate bene, dalla Gabanelli e da Rita Querzè, promuove con forza l'auto elettrica presentandola come l'unica strada possibile per ridurre le emissioni di CO2, ma secondo appunto l'ottimo commentatore Sergio Giraldo, il pezzo è un esempio in realtà di propaganda che nasconde i veri costi, che sono anche economici e sociali, della transizione verde. Basandosi su uno studio del Ricardo Group, che è una società di consulenza legata alla Commissione europea, l'articolo afferma che un'auto elettrica emette 120 grammi per chilometro di CO2, equivalente, diciamo, contro i 269 grammi per chilometro di un'auto a benzina. Numeri che però non raccontano tutta la storia, in quanto non c'è uno standard che faccia riferimento al ciclo di vita completo del mezzo e comunque a quanto viene speso per la produzione del mezzo. L'Europa, pur avendo deciso di bandire i motori a combustione nel 2035, non ha ancora definito questo ciclo di vita, lasciando spazio a studi che insomma sono abbastanza interlocutori. L'articolo del Corriere, dice Giraldo, ignora inoltre le differenze tra motori elettrici a combustione. I primi, pur essendo leggermente più efficienti, il 77%, dipendono da energia prodotta altrove con perdite comunque significative. E poi c'è il costo, insomma, ne abbiamo parlato, anche il fotovoltaico, che è spacciato come a costo zero, richiede in realtà prezzi elevati per rientrare dagli investimenti. Insomma, la narrazione del Corriere minimizza il prezzo sociale della transizione, che è la deindustrializzazione, la disoccupazione, la dipendenza dalle auto cinesi, mentre quelle europee restano, nella migliore delle ipotesi, troppo care. Insomma, c'è un moralismo ecologico che maschera una guerra non alla CO2, ma ai cittadini costretti a pagare il conto di scelte già prese senza un reale dibattito. Tra l'altro, come ci dice il Daily Telegraph, i veicoli elettrici sono più soggetti a guasti perché, nonostante diciamo hanno una parte diciamo tecnologica, meccanica molto più semplice, comunque secondo un recente sondaggio appunto di quella rivista su 30.000 automobilisti, i veicoli elettrici sarebbero i più inclini a guasti, con ben il 16,8% degli intervistati che ha segnalato un problema
negli ultimi 2 anni, e questo dato li rende effettivamente meno affidabili rispetto ai veicoli a benzina, diesel o ibridi, quindi è aperto anche il campo in questo settore. Interessante che comunque anche in questo periodo in cui c'è assolutamente una mancanza totale per quanto riguarda quella che dovrebbe essere uno dei principi principali, scusate il gioco di parole, e cioè la neutralità tecnologica, cioè il fatto che il progresso va avanti e sceglie le strade a seconda di quello che la tecnologia e il progresso portano avanti, quindi scegliere in maniera del tutto arbitraria l'elettrico senza sapere che poi un domani potremo avere l'idrogeno o altre fonti è assolutamente irragionevole. Insomma, non è che siamo passati dalla carrozza all'automobile perché per legge da un giorno all'altro è stato così. Evidentemente si è passati perché c'è stata una convenienza a un certo punto e un passaggio graduale. Così deve essere effettivamente anche sulle auto. Vi dicevo, è interessante questa battaglia in realtà fra le marche delle auto elettriche in Cina, una lotta spietata vera e propria per la sopravvivenza, dice il Daily Telegraph, con 6,4 milioni di veicoli elettrici venduti nel 2024. Sicuramente la Cina domina il settore, ma anche in quel caso la crescita rallenta e un'eccessiva saturazione ha scatenato una guerra dei prezzi. Le aziende cinesi come BYD, NIO, Leap Motors si tagliano i margini a vicenda con sconti aggressivi, mettendo a rischio la loro stessa esistenza. Il governo ha ammonito questi marchi a non distruggersi a vicenda, ma si pensa che entro il 2030 ci saranno solo 19 degli attuali 130 marchi attuali. Tra l'altro, parliamoci chiaro, stiamo parlando comunque di una strategia, quella sull'elettrico, che è tipica del mondo cinese, con ingenti sussidi statali, prestiti agevolati, infrastrutture di ricarica tutte a carico dello Stato. Le vendite chiaramente sono esplose, passando da circa 100.000 veicoli nel 2015 a 6,4 milioni nel 2024, ma poi la crescita è scesa rapidamente. È chiaro che la Cina vuole mantenere una quota leader di mercato per poter poi saturare e fare poi il prezzo quando diventerà leader di mercato. È chiaro che insomma la Cina non cerca profitti ma dominio, e il futuro dell'elettrico dipende anche dall'esito di questa lotta. Andando avanti vi dico che comunque, se parliamo di vetture per esempio Euro 4, c'è una ricerca molto interessante del Politecnico di Milano che smentisce un po' le credenze grill, in quanto le auto Euro 4, buona parte di esse, sono comunque meno inquinanti delle auto grill. Le auto diciamo più moderne non garantirebbero tagli alle emissioni. Almeno il 26% delle vetture Euro 4, dice questo studio, consuma meno di una macchina censita come Euro 6. Il racconto alla base delle normative di Bruxelles, mirate a mettere a riposo milioni di auto italiane, non sta in piedi. Tanto più che a livello meramente teorico e logistico oggi il 30% del parco auto potrebbe essere sostituito da vetture elettriche. Se però si aggiunge la variabile economica e si vuole evitare di abbattere il modello di proprietà individuale dell'auto, si arriva a una quota intorno al 12%. Ciò significa che c'è una percentuale molto alta di auto con motore a scoppio che nei prossimi 20 anni non potrà essere sostituita da 4 ruote con batteria elettrica. Chiaramente perché? Per autonomia di percorrenza, costi di acquisto, costi di manutenzione, ricariche e posteggi. Insomma, è uno studio del Politecnico di Milano, Dipartimento di Elettronica, Informazione, Bioingegneria, anche in collaborazione con Unipol, che è una delle principali compagnie assicurative italiane. È chiaro che ci vuole un indice di valutazione, e questo studio comunque è interessante per far capire che ancora una volta si vuole andare in una direzione da parte dell'Europa più per una scelta
politica, gridando e creando un allarmismo che non corrisponde poi alla realtà. È chiaro che c'è una crisi anche industriale dettata proprio da questa svolta. Qualcuno la sta buttando sulle spese per la difesa per cercare di mantenere l'industria pesante, ma insomma vedremo come andrà a finire. Io in questo momento darei il primo stacco pubblicitario e ci rivediamo più tardi sempre su Sic et Non. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online Su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. È stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Sempre più liberi con La tua radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online, semplicemente radiolibertà.net. Ogni giorno migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, l'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti, l'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro annuo. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Radio Libertà, di nuovo in onda, Sic et Non con Marco Tognini. Vi ringrazio perché siete tantissimi anche a interloquire con noi. Dicevamo, abbiamo aperto un po' il vaso di Pandora della cosiddetta transizione elettrica e ne abbiamo parlato in effetti molto prima per quanto riguarda soprattutto l'auto green. Io vorrei appunto agevolare due contributi che fanno riferimento alla plenaria appunto di questa settimana del Parlamento europeo a Strasburgo. Faccio un segnale in regia, do lo spazio al primo intervento che è dell'eurodeputata del Collegio Nord-Ovest Isabella Tovaglieri. Ecco, lo faccio partire. Il tetto di un edificio. Ecco qua. Presidente, anche un bambino sa che non è possibile costruire il tetto di un edificio se prima non si costruiscono le fondamenta. Eppure questa Europa miope e ideologica lo ha fatto. Sfidando le leggi del buonsenso e della razionalità, ha imposto per decreto la sua transizione elettrica senza però preoccuparsi di approntare prima un'adeguata rete di produzione e di distribuzione che garantisse le necessarie fondamenta all'obiettivo nobile della sostenibilità ambientale.
nazionale. Il risultato oggi è sotto gli occhi di tutti. L'edificio del Green Deal sarebbe già collassato su se stesso se non lo tenessero in piedi le centrali a carbone, il petrolio del Medio Oriente, la tecnologia cinese, ma soprattutto gli enormi sforzi di cittadini e imprese che oggi si trovano a pagare le bollette più care al mondo. Siete partiti dall'ideologia e adesso, solo adesso vi interrogate su come fare nella pratica, con un clamoroso ritardo che ci costerà altri milioni di euro. Tanto a pagare il prezzo delle vostre scelte folli sono sempre gli stessi, i cittadini che annaspano e le imprese che chiudono. Ecco, questo era il primo contributo. Adesso parto anche con il secondo contributo, lo agevoliamo, che è di Paolo Borchia, europarlamentare del Collegio Nord-Est e capodelegazione della Lega. Stiamo assistendo alla cronaca di una morte annunciata, lo dico senza esultanze che sarebbero fuori luogo, perché stiamo parlando dell'industria europea, della sua competitività e di posti di lavoro. Tra concorrenza asiatica e necessità di riarmo, necessità, dobbiamo dirlo, anche gonfiate da una comunicazione ansiogena a cui abbiamo assistito negli ultimi mesi, il Clean Industrial Deal, che presenta un nome e un programma, ha un carattere che è subordinato alla compatibilità delle misure ambientali con la sopravvivenza dell'apparato industriale europeo. Poi personalmente mi stupiscono tante critiche a tutto l'impianto del Green Deal da parte degli stessi che l'hanno votato, perché a volte ho come l'impressione che gli oltre 30 tra regolamenti e direttive che lo compongono si siano votati da soli. Poi, commissario, le imprese industriali in Europa pagano fino a 3 volte in più rispetto alle concorrenti dei paesi terzi. Questo divario strutturale poi mina la competitività, mina la possibilità di attrarre gli investimenti e di evitare soprattutto le delocalizzazioni. Per reggere la transizione verso l'energia pulita servono reti elettriche moderne, digitalizzate e capaci di gestire la variabilità delle rinnovabili. E poi in conclusione, commissario, se non vogliamo che l'Europa diventi la zona a traffico limitato del mondo, serve cambiare la mentalità e soprattutto serve smettere di parlare in termini di ambizione, quella che in questa fase è solo una pericolosa illusione. Ecco, abbiamo ascoltato anche l'intervento di Paolo Borchia, insomma ha ricordato che sono più di 30, se non erro proprio 32, i provvedimenti legislativi fra regolamenti subito applicabili e direttive che poi vengono appunto votate dai parlamenti nazionali a imporre poi il Green Deal agli stati. Insomma, ci chiediamo tutti, ma questi signori che l'hanno votato, a cominciare dagli amici del PPE, insomma, adesso che facciano marcia indietro, ma che almeno facciano autocritica e che la marcia indietro la portino fino in fondo, perché in questo momento ovviamente ci sono problemi. Insomma, sappiamo che potrebbe aumentare con il cosiddetto sistema ETS2 il carico fiscale su cittadini e imprese. Infatti ne parlano in questi giorni diversi quotidiani, ne hanno parlato diversi commentatori. Dal 2027 i cittadini europei potrebbero trovarsi a pagare una nuova tassa indiretta sulle emissioni di CO2 che colpirà anche il carburante per le caldaie domestiche e le automobili. La Commissione europea, secondo quanto ha riportato dal Financial Times, intende utilizzare parte degli introiti, stimati fino a 705 miliardi di euro, per sanare i buchi del bilancio UE e finanziare progetti come la difesa comune, scatenando le proteste di alcuni stati membri, la Francia, la Polonia, la Slovacchia, in parte anche l'Italia. Questa misura estende il cosiddetto scambio di emissioni che è già esistente, il sistema ETS, che ripeto già esiste per quanto riguarda l'energia, l'industria pesante, anche ai combustibili per uso domestico e veicolare. Purtroppo è un errore che è già stato commesso in passato, ma che sta per entrare, diciamo così, in vigore e chiaramente i produttori, costretti ad acquistare permessi all'asta, scaricheranno i costi chiaramente sui consumatori, con un possibile aumento delle bollette del riscaldamento fino al 40% e rincari
sui carburanti, dato che il costo dei permessi potrebbe raggiungere i 149 euro a tonnellata entro il 2030. Da dove nasce il problema? Nasce dalla crisi finanziaria dell'Unione Europea, aggravata dal Next Generation EU, che sono quei soldi cosiddetti gratuiti, ve li ricordate, del Premier Conte, perché voi potete anche dire che erano a fondo perduto, ma se sono a fondo perduto e gravano sul bilancio dell'Unione, e il bilancio dell'Unione è ripartito fra gli stati, e fra questi stati il nostro paese dal 1990 è un contributore netto, cioè dal 1990 ad oggi, fatto salvo l'anno del Covid, diciamo, è stato sempre un contributore, cioè ha dato più di quello che ha ricevuto, non perché siamo stupidi, ma perché il sistema, diciamo, è istituzionalmente creato in questo modo. Bene, allora c'è poco da fare, insomma, ecco. Vi dicevo, si aggiungono i costi poi per l'Ucraina, i costi per il riarmo, e la Commissione, che è a corto di 30 miliardi annui per il bilancio, vorrebbe trattenere il 30% dei proventi ETS anziché devolverli di nuovo agli Stati membri, proprio per la transizione energetica, suscitando l'opposizione dei governi. Per coprire questo fabbisogno, ad oggi si teme che Bruxelles possa valutare ben 16 nuove tasse, tra cui una sui servizi digitali, sulle importazioni ad alta intensità di CO2, sui pacchi da paesi terzi e persino su tabacco, zucchero e sale negli alimenti. Tutte misure estremamente regressive e impopolari che peseranno sui contribuenti, già gravati peraltro da contributi nazionali basati sul reddito lordo. È evidente, insomma, che l'ambizione di Ursula von der Leyen nell'ampliare i compiti della Commissione, senza alcun tipo in realtà di pianificazione finanziaria, ha portato a un caos che rischia di penalizzare i cittadini europei, mentre il peso del debito e degli interessi cresce, e cresce non solo in casa nostra, dove tutto sommato c'è stata una risistemazione dei conti, ma soprattutto appunto a Bruxelles. Abbiamo la fortuna adesso in questo momento di avere un ospite graditissimo, a cui vorrei fare qualche domanda particolarmente importante, perché è una situazione che mi sta a cuore. Abbiamo come ospite qui su Radio Libertà Alessandro Corbetta, che è consigliere regionale della Lombardia e capogruppo della Lega, appunto, in Consiglio regionale. Buongiorno Alessandro, ci sei? Eccoci, buongiorno Marco e buongiorno a tutti i radioascoltatori di Radio Libertà. Allora, innanzitutto grazie per la disponibilità, anche in un giorno in cui so che sei impegnato in commissione. Ma ci mancherebbe. Grazie davvero. E direi, Alessandro Corbetta è stato diciamo il primo che effettivamente a livello nazionale ha usato e ha introdotto anche nei comunicati stampa una parola molto, molto pesante, ma di grandissima attualità, che è la parola remigrazione. Abbiamo visto in questi giorni purtroppo il pestaggio che ha subito Andrea Ballarati, che è il portavoce del Remigration Summit. So che Alessandro Corbetta ha seguito i lavori del Remigration Summit, ha visto le polemiche, c'è stato anche uno scambio interessante, direi, di appunto di accuse anche con Pierfrancesco Maiorino. Insomma, vorrei parlare con Alessandro Corbetta innanzitutto di questa situazione migratoria così incontrollabile, e del perché tutto sommato il termine remigrazione, visto che in questa trasmissione insomma vogliamo anche un po' sfatare il pensiero unico, e perché il termine remigrazione in realtà è un termine assolutamente valido e legittimo. Sì, allora dicono che sono stato il primo politico, comunque esponente delle istituzioni, a usare questo termine. Io l'ho introdotto, ho voluto parlarne, insomma ero a conoscenza di questo termine e questa teoria, più che altro, che viene già da tempo, già stata introdotta nel dibattito politico, ad esempio in Austria, in Germania, anche in Francia, comunque in diversi paesi d'Europa, e l'ho introdotta
il 2 di gennaio di quest'anno, a seguito dei fatti di Capodanno. Se ci ricordiamo, Piazza Duomo invasa da giovani nordafricani, africani, islamici per lo più, di prima o di seconda generazione, che di fatto hanno preso possesso di Piazza Duomo durante i festeggiamenti di Capodanno nel primo anno, ma si sono resi poi complici di attacchi alla polizia, risse e soprattutto la odiosa pratica delle violenze sessuali di gruppo nei confronti di donne, una pratica musulmana, una pratica evidentemente di prevaricazione. E ho parlato di remigrazione. Perché? Perché evidentemente noi dobbiamo renderci conto in Italia e in Europa che l'immigrazione selvaggia che c'è stata negli ultimi anni, ma soprattutto alcune sacche di immigrati, cioè alcune etnie o alcuni paesi d'origine da cui arrivano appunto questi immigrati, sono poco compatibili con la nostra società. E quindi il termine di remigrazione in generale viene associato, adesso la sinistra, come hai ricordato, ha fatto polemiche, cerca di associarlo a teorie naziste, ma non c'entra assolutamente nulla con il nazismo o totalitarismi del secolo scorso, ma è un piano sostanzialmente di rimpatri, quindi non si deporta nessuno, non si fa assolutamente di rimpatri per persone che evidentemente hanno una cittadinanza di origine, una doppia cittadinanza, in questo caso quella italiana, quella di qualche altro paese europeo e la loro di origine, e prevedere quindi rimpatri per delle persone che sono in Italia o clandestinamente, e quindi rimpatri dei clandestini, o quelli immigrati che invece si sono macchiati di reati di un certo tipo, violenze, molestie sessuali, piuttosto che furti, rapine o qualcosa anche di più pesante come omicidi. Ecco, l'obiettivo deve essere quello di togliere la cittadinanza del paese europeo, in questo caso quello italiano, e rimpatriare la persona semplicemente nel proprio paese d'origine. Tutto questo è necessario perché, andando avanti, il futuro che ci riserva questa Europa, questa Unione Europea e questo modello di immigrazione di massa che abbiamo subito in tutti questi anni, è un futuro in cui a livello sociale rischiamo di cambiare totalmente l'Europa che conosciamo, cioè di avere in pochi anni non più un'Europa europea, ma un'Europa in cui il mondo islamico in particolare, che è quello se radicale e se radicalizzato è quello meno assimilabile nella nostra società, perché porta avanti concetti che sono totalmente in antitesi con i diritti e la civiltà che abbiamo raggiunto in Europa. Certo. Ebbene, se non si fa nulla in questi anni rispetto al fatto di poter rimpatriare grandi fette di questa popolazione, rischiamo in pochi anni di avere un'Italia non più italiana, una Lombardia non più lombarda, un'Europa non più europea, ma di avere un ammasso di stati divisi al loro interno con delle stacche, con delle micronazioni in cui già adesso, già oggi, tu conosci bene anche il contesto europeo, so che per anni hai vissuto anche a Bruxelles, certo, e già oggi ci sono interi quartieri dove non vige più la legge, in quel caso del Belgio, ma vige la legge islamica. E più andiamo avanti e più è il rischio che questi piccoli stati si ingrandiscano all'interno degli stati nazionali che conosciamo e che la società venga totalmente sovvertita. Noi vogliamo evitare tutto questo. Il concetto di remigrazione è un concetto che può far risvegliare le coscienze e aiuta a spingere nei confronti dei governi nazionali per aumentare, le politiche contro l'immigrazione clandestina o le politiche per potenziare i rimpatri, per evitare il più possibile appunto che si arrivi o si continui a peggiorare rispetto a una situazione già difficilmente controllabile in questo momento. Chiaro, ti ringrazio Alessandro anche per aver posto l'accento sui giovani, questi giovani di seconda, di terza generazione, insomma molto irrequieti, che non si integrano, e che creano tutte quelle tensioni sociali, specialmente penso alle
grandi città. Qui in Lombardia abbiamo avuto esempi, per esempio soprattutto a Milano, ma anche a Brescia, insomma in città capoluogo. E a questo proposito ti chiedo, visto che abbiamo letto di questa iniziativa, di un progetto di legge che avete fortemente voluto come Lega in Lombardia, che avete approvato. So che diciamo la sicurezza non è una competenza diretta, diciamo, delle regioni, ma so che avete voluto dire la vostra anche sul tema baby gang, anche andando un po' a seguire quel filone che parte insomma da Caivano e che comunque vuol seguire tutta una serie di problemi legati al disagio giovanile e alla sicurezza urbana. Sì, noi abbiamo presentato come gruppo Lega e poi approvato, siamo la prima regione in Italia ad avere di fatto approvato una legge regionale sul tema delle baby gang. È evidente che queste baby gang, quindi questi gruppi di giovanissimi, per lo più minorenni e per lo più di origine straniera, e qua anche rispetto a quello che dicevo prima, è arrivato anche il momento di fare nomi e cognomi, no? Nel senso delle etnie che più provocano danni sul nostro territorio, perché ci sono stranieri, ci sono stranieri più assimilabili nella nostra società e altri meno assimilabili. Questi Maranza, queste baby gang sono composte da nordafricani o africani e per lo più di fede islamica. Quindi uno dei problemi principali è proprio questo, perché invece abbiamo di fatto altre composizioni stranieri che non creano queste problematiche che vengono create dalla componente nordafricana. Questo non per generalizzare, ci sono dei ragazzi nordafricani che sono bravissimi sul nostro territorio, che non vivono la propria religione in maniera così estrema, però è da dire, insomma, che Maranza e quelli che in questo momento stanno creando grosse problematiche nelle nostre città, utilizzo del coltello facile, violenze, risse, scippi e molestie nei confronti delle ragazze giudicate insomma percepite come degli oggetti, arrivano per lo più da questi ragazzi nordafricani. E poi c'è anche da dire che sicuramente c'è anche qualche italiano che può emulare, per l'amor di Dio, però il problema principale è questo. Dicevo che noi siamo la prima regione ad aver legiferato sul tema delle baby gang. È giusto che sia stata la Lombardia, perché il fenomeno delle baby gang è principalmente, non unico, ma è principalmente un fenomeno che nasce nei grandi centri urbani. A Milano si può definire un po' come la capitale italiana delle baby gang, e quindi abbiamo cercato di intervenire con delle competenze che sono quelle delle regioni ordinarie. Quindi noi non possiamo mettere mano al codice penale, e quindi noi possiamo intervenire per la prevenzione, cioè provando a entrare nei quartieri più complicati, più difficili delle città come Milano, i capoluoghi, Monza, Brescia e quant'altro, per provare appunto a togliere questi ragazzi, questi giovani dalle brutte compagnie, come si diceva una volta, no? Provare a farli innamorare dell'arte, della cultura, dello sport, cioè provare a incanalare anche questa rabbia e questa tensione sociale in azioni positive. E quindi questa è una fase, diciamo, preventiva che permette alla Regione Lombardia di mettere in campo delle risorse e di ragionare su progetti insieme all'Associazione del Territorio che vanno in questa direzione. L'altro tema importante è il sostegno alle vittime, quindi a quei ragazzi che poi vengono accoltellati o scippati e che chiaramente oltre al danno fisico o al danno economico hanno anche un danno psicologico, perché uno degli altri aspetti rispetto a tutto appunto questa vicenda è il fatto che molti ragazzi, soprattutto nostri, poi hanno paura di uscire. Abbiamo che sono incredibili, dove 2 ragazzi su 3 tra i 18 e i 30 anni oggi preferiscono non uscire la sera per questioni legate alla sicurezza, perché poi ci sono queste bande, perché i nostri magari non sono così organizzati, e quindi piuttosto che uscire e rischiare di prendere le botte, di essere accoltellati, di essere scippati o derubati, insomma se ne stanno a casa. E questa è una cosa, insomma, che noi non possiamo accettare, e quindi abbiamo messo in campo delle misure anche chiaramente per le vittime. E il terzo aspetto principale, la legge è ampia, ma il terzo aspetto principale è quello di favorire
il tema della giustizia riparativa, ovvero i lavori socialmente utili. Chi sbaglia paga e chi sbaglia deve ripagare la propria società. Chiaramente i lavori socialmente utili intervengono per reati minori, se invece si va oltre una certa asticella, chiaramente anche per i minorenni ci deve essere la galera. Certo. E lì è intervenuto giustamente il governo con una serie di misure, tra cui il decreto Caivano e il decreto sicurezza, per inasprire le pene anche per i minorenni, per cercare di fronteggiare appunto questo fenomeno delle baby gang, della violenza giovanile, delle bande diciamo di criminali, perché molto spesso insomma non sono teppistelli, cioè quando si scippa, si rapina, si utilizza il coltello o si fanno violenze sessuali, stiamo parlando di bande di criminali e così vanno trattate dallo Stato. Quindi serve la repressione che giustamente il governo sta mettendo in campo e noi proviamo a agire sotto altri aspetti. Io credo che sia comunque una legge innovativa e una legge che prova a dare una risposta, ripeto, in base alle competenze che abbiamo come regione ordinaria, però prova a dare una risposta e si lega diciamo a livello complementare con l'iniziativa del governo e della Lega a livello nazionale. Tutto chiaro, grazie Alessandro. Un'ultima domanda, una battuta proprio 2 minuti, massimo 3, su il problema, il tema del blocco Euro 5 nel bacino padano e al solo elettrico comunque dopo il 2035. C'è stato un impegno forte da parte di Regione Lombardia e anche del ministro Salvini ovviamente su questo tema, anche vista la specificità, diciamo, anche geografica, territoriale del bacino padano. A te la parola. Senti, mi permetti però di fare un attimo, di tornare al tema iniziale un secondo, dopo parliamo certo. dell'Euro 5. Certamente. Volevo da Radio Libertà dare la mia totale solidarietà ad Andrea Ballarati per la vile aggressione che ha subito. L'hai detto prima, è stato uno dei ragazzi organizzatori dell'Remigration Summit a cui ho partecipato e insomma diciamo che tutto il caos mediatico che ha creato la sinistra su quell'evento ha portato anche di fatto a episodi di odio e di violenza come quello che ha subito Ballarati insieme ad altri ragazzi identitari nei giorni scorsi in Canton Ticino. E questo è una follia totale, perché la sinistra vuole e cerca di creare un nemico ovunque e ha cercato in quei giorni di far saltare addirittura un convegno di ragazzi che sono arrivati a Gallarate e hanno voluto parlare dei problemi dell'immigrazione, di come risolvere questi problemi e di evitare che l'Europa non sia più europea nel giro di pochi anni, ma che diventi un'Europa islamica o un'Europa in cui andiamo a regredire. Per cui io ho voluto esserci, li ho sempre difesi, non c'è stata nessuna apologia di nazismo, di fascismo, tant'è che non mi risulta sia stato aperto nessun fascicolo dalla procura rispetto alle parole dette dai ragazzi, e quindi insomma la mia solidarietà a Ballarati e il fatto di continuare comunque, diciamo, lo esorto ad andare avanti, a continuare a parlare di questo tema in maniera intelligente e anche per far capire che qua non c'è nessun estremismo di destra, ma c'è solo una volontà di mettere a posto i problemi riguardo questo tema. Area B, abbiamo fatto partire dalla Lombardia una battaglia, io credo molto importante, perché l'Unione Europea non ha mai tenuto conto delle specificità della Padania, del bacino padano, ovvero una terra tra le più urbanizzate e industrializzate al mondo, che però a livello geomorfologico è in una conca, perché la Val Padana è una conca con le montagne intorno e quindi non c'è un ricircolo d'aria come ad esempio c'è in altre zone, anch'esse industrializzate d'Europa. E quindi l'Unione Europea negli anni scorsi ha inviato una serie di multe, si chiamano procedure di infrazione tecnicamente, allo Stato italiano proprio per i livelli di inquinamento della pianura padana, che spesso superavano i limiti imposti. Negli anni noi abbiamo investito tanto, tant'è che negli ultimi 20 anni i livelli di inquinamento in pianura padana sono diminuiti rispetto chiaramente a 20 anni fa e sono in costante diminuzione. Nonostante ciò, l'Unione Europea di fatto ci ha imposto anche di mettere in campo delle misure che portano a vietare le automobili. Prima gli Euro 3, diesel Euro 3, poi l'Euro 4 e adesso c'è il tema che dal 1° di ottobre
ci sarebbe questo blocco dei diesel Euro 5 nelle regioni Lombardia, Veneto, Piemonte ed Emilia-Romagna. Abbiamo chiesto con una mozione importante, dove ci ha seguito tutto il centrodestra in Consiglio regionale, al governo di stoppare questi divieti, perché può farlo il governo in questo momento, di stoppare questi divieti e di evitarli, di fare in modo di ragionare con l'Unione Europea per mettere in campo misure alternative a questo blocco. La tecnologia è migliorata, si possono mettere in campo delle tecnologie e delle misure alternative, va tenuto conto, ripeto, della peculiarità della Val Padana, del bacino padano, perché non si può non considerare anche il fattore geomorfologico, vanno considerati i miglioramenti che sono stati fatti negli anni e soprattutto all'Unione Europea chiediamo una cosa: se vogliamo affrontare per davvero, sempre facendo il cappello iniziale che evidentemente per la tipicità della Val Padana è impossibile pensare che qua l'aria in pianura sia uguale a quella dell'alta montagna, perché altrimenti dovremmo bloccare tutta l'attività umana in questo meraviglioso territorio. Però all'Unione Europea, al posto che mandarci divieti e multe, chiediamo fondi, chiediamo risorse, perché per migliorare l'ambiente servono miliardi e miliardi di euro. Quindi no alle multe dell'Unione Europea, no ai blocchi alle automobili che impattano sui lavoratori, sui cittadini, sui pensionati e sugli studenti, sia gli investimenti che ci permettono di migliorare la qualità dell'ambiente e la qualità dell'aria, perché noi ci teniamo all'ambiente in Italia e in Val Padana, ma non vogliamo certo colpire i lavoratori con misure che tra l'altro non servono poi fino in fondo per migliorare la nostra qualità dell'aria, ma vogliamo farlo con misure concrete, strutturali, e contemperando la presenza dell'uomo e dell'economia con la battaglia anch'essa sacrosanta del miglioramento del luogo in cui viviamo e della tutela dell'ambiente. Grazie Alessandro, sono parole evidentemente di buon senso, come di buon senso insomma è la nostra trasmissione. La sostenibilità è innanzitutto sociale ed economica, come diciamo spesso. Quindi grazie davvero per la disponibilità e quindi ci vediamo e ci sentiamo in una prossima occasione, anche perché Alessandro Corbetta è anche un cultore delle tradizioni locali e anche di quello poi parleremo con lui. Grazie davvero. Grazie a voi, buona giornata. Bene, rientriamo in studio, siamo in chiusura della trasmissione. Ultima notizia velocissima: dazi, prove di intesa Unione Europea-Stati Uniti, Bruxelles sarebbe pronta al 10% fisso, ne parla un po' la stampa, anche la stampa tedesca. Attualmente i dazi reciproci sono al 10%, ma su auto e componenti UE si arriva anche al 25% e su acciaio e alluminio al 50%. Si sta valutando in sede europea di un pacchetto completo, anche grazie all'intervento del governo italiano, che permetta sia a Trump di vantare una vittoria politica, sia all'Europa di andare avanti, anche grazie al gas naturale liquefatto americano e insomma a un legame commerciale molto più ampio. Io vi ringrazio anche per avermi ascoltato, vi do appuntamento a giovedì prossimo, sempre Sic et Non, Open Your Eyes, e come sempre un saluto sulle frequenze di Radio Libertà. Avete ascoltato Sic et Non,